Euroregione.news. Un piccolo gesto, il tuo dono alla comunità. Sarà la Casa di Joy, associazione no profit con sede a Udine, che si occupa di rendere più lieve il percorso di cura ed assistenza dei bambini malati oncologici, la beneficiaria dei fondi di solidarietà che proverranno dalla vasta platea di clienti dei supermercati ed ipermercati Tespar, Interspar ed Eurospar del gruppo Aspiag Service, lasciando volontariamente nelle mani dei cassieri e delle cassiere dei punti vendita gli arrotondamenti degli scontrini di spesa. La campagna si intitola Un piccolo gesto, il tuo dono alla comunità, ed è partita il 20 novembre per durare fino all'11 dicembre. La presentazione dell'iniziativa si è tenuta nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia Udine. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi ha ricordato che la miglior risposta di salute si realizza in strutture e in contesti umani che assomiglino il meno possibile all'ospedale, perché non basta la sola risposta istituzionale. La Casa di Joy sintetizza un dato culturale importante che origina da un dolore profondo di una famiglia per la perdita subita del figlio, rielaborato nell'accogliere il dolore degli altri per migliorarne le condizioni di vita vissute, ha detto Riccardi. È una risposta che fa parte di quella complessità del prima, del durante e del dopo la malattia, rispetto alla semplificazione della risposta strettamente ospedaliera ed istituzionale, ha riflettuto l'assessore nel ringraziare la Casa di Joy per quello che fa e il gruppo Aspiag, che ci fa dire di essere in una regione fortunata grazie alla presenza di aziende con responsabilità sociale forte. Riccardi ha sottolineato il valore delle azioni del gruppo Tespar, che poggia sull'autorevolezza delle iniziative e su una certificazione trasparente dei risultati. Per il vice sindaco di Udine Alessandro Venanzi, la Casa di Joy è un orgoglio della città, esempio di come da una dolorosa vicenda personale possa nascere una grande famiglia. La presidente della Casa di Joy, Rita Di Rienzo, ha sintetizzato la storia dell'associazione, nata come opportunità ludica per i bambini malati oncologici e che poi, su richiesta delle famiglie, ha ampliato a servizi come quello psicologico, oncologico, fino in qualche caso alle cure palliative. Ora il grande sogno da realizzare anche con il contributo di questa campagna è quello di una palestra riabilitativa, e sarebbe la prima in regione di questo tipo. Cosa significa per la Casa di Joy andare oltre la malattia? Vivere la vita durante e dopo la malattia come fosse normalità, perché la malattia non interrompe assolutamente la vita, soprattutto quella dei bambini che hanno la forza, che hanno l'energia. Non si interrompa la vita perché è sopraggiunta la malattia. La Casa di Joy li accompagna nella socialità, quindi laboratori a Casa di Joy, feste, protetti naturalmente, e poi li accompagna nel periodo della malattia concreto, quello della riabilitazione, perché i lunghi allettamenti oppure momenti in cui ci sono tipi di tumori che invalidano, c'è grande bisogno di fisioterapia, di essere accompagnati. Allora la Casa di Joy si affianca al sistema sanitario nazionale e che cosa andiamo a fare? A completare quello che è il processo di guarigione. La Casa di Joy vuole realizzare chiaramente una palestra riabilitativa dove andremo a dare questo servizio a più bambini, a più famiglie e infine a regalare più serenità a tutta la famiglia, ai genitori. Quindi la Casa di Joy non fa altro che affiancarsi alle famiglie dei bambini malati oncologici. Casa di Joy su quante persone, quanti bambini interviene, quanti bambini ospita e quante famiglie assiste? In questo momento sono una trentina, ma in realtà il bacino è molto più ampio. Ci sono famiglie che assolutamente non possono frequentare perché logisticamente lontani, ma la Casa di Joy arriva anche lontano, nel senso il Friuli Venezia Giulia è ampio come bacino di bambini malati oncologici. Noi li assistiamo anche da lontano, a volte economicamente, a volte con altri servizi, anche semplicemente accompagnandoli nel percorso burocratico. Per esempio la 104, non tutti siamo capaci di andare, quindi noi li affianchiamo.
Tiziana Pituelli, responsabile marketing e ufficio stampa di Dispar Friuli Venezia Giulia, nel descrivere il collaudato meccanismo dell'arrotondamento degli scontrini sul quale funziona la raccolta solidale, ha voluto ringraziare donatori e donatrici e in particolar modo il personale, dai responsabili vendite alle cassiere e ai cassieri, in quanto fondamentali per il buon esito dell'iniziativa di cui beneficerà la Casa di Joy, che 7 giorni su 7 tutto l'anno si presta a costruire attimi di serenità per famiglie e bambini. L'indifferenza e il disimpegno che ne consegue, ha detto Tiziana Pituelli citando Papa Francesco, è una grave mancanza al dovere che ogni persona ha di contribuire al bene comune, e non c'è solidarietà se non c'è coralità d'azione. Sì, certo, solo un lavoro, una comunità coesa può assieme raggiungere determinati obiettivi, e questo ne è un esempio. Quindi la nostra comunità coesa è fatta da noi, famiglia Dispar, dai colleghi soprattutto dei punti di vendita. Abbiamo incluso in questa famiglia allargata quest'anno l'associazione della Casa di Joy e la famiglia di tutte le persone che da tantissimi anni hanno riposto in Dispar la fiducia e che quotidianamente scelgono di venire a fare la spesa nei nostri negozi. Quindi dal 20 di novembre all'11 di dicembre tutti i giorni le persone che verranno da noi si sentiranno chiedere dalle colleghe cassiere e cassieri dei punti di vendita: signora, signore, vuole arrotondare lo scontrino? Sono pochi centesimi che dopo 20 giorni potranno dare un risultato e un contributo importante per la realizzazione, per questo importantissimo progetto dell'associazione, che è appunto la costruzione di una palestra riabilitativa per i ragazzi, per i bambini oncologici che vivono queste situazioni umanamente tanto drammatiche. Quindi il nostro invito è quello: venite da noi, soprattutto dal 20 novembre all'11 di dicembre, anche gli altri giorni, ma in questo c'è un cuore ancora più grande, quello di poter dare un contributo per la realizzazione di questo importante progetto. Vi aspettiamo e scusate se ogni giorno magari può sembrare stressante sentirvi chiedere: signora, signore, vuole arrotondare lo scontrino? Lo facciamo per una finalità veramente importante per molte famiglie. Grazie. Insieme possiamo fare la differenza, ha detto il direttore regionale del gruppo Dispar Fabrizio Cicero, Sant'Alena, trasformando tutti i nostri punti vendita in luoghi di aggregazione e solidarietà per rendere concreta la sensibilità delle persone. Sì, questa è una gara di solidarietà. Noi 2 volte all'anno ci impegniamo e coinvolgiamo i nostri clienti per cercare di fare del bene e per cercare di rendere a questo territorio una parte importante a chi è meno fortunato di noi. Quest'anno per Natale abbiamo deciso di sostenere l'associazione della Casa di Joy, che aiuta i bambini malati oncologici e le famiglie per cercare di vivere al meglio questa brutta esperienza. Noi con la nostra presenza capillare in questa regione riusciamo ad arrivare a migliaia di persone e a raccontare qual è il bene del progetto che stiamo seguendo a migliaia di persone. Ormai i clienti ci conoscono, si fidano, facciamo queste raccolte credo da una quindicina d'anni e i clienti sanno che noi sosteniamo sempre associazioni serie che sul territorio fanno la differenza. Così è la Casa di Joy e sono convinto che i nostri clienti ci premieranno anche questa volta e che i risultati saranno eccezionali come sempre.